Al 25 aprile di Genova per la quarta giornata del campionato di eccellenza ligure si affrontano Baiardo e Voltrese, entrambe le squadre ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Si sblocca dopo appena 5 minuti la gara grazie alla rete di Bagnato che arriva per primo sulla respinta della difesa della Voltrese e senza pensarci due volte calcia verso la porta segnando la rete del vantaggio Baiardo. È scatenato Rovido in questo avvio, altra giocata personale e conclusione verso la porta ma Caruso devia sul palo. Sulla ribattuta arriva per primo Gueye ma sotto porta calcia alto. Al 20° raddoppia il Baiardo con la rete di Gatto che incorna il calcio d'angolo battuto da Bagnato e realizza il suo secondo gol consecutivo. Ancora una volta è il numero 10 di casa a dare spettacolo, questa volta dalla sinistra, controllo e conclusione che termina di poco larga. Al 20° riapre la gara la Voltrese, palla profonda di Fundoni per Piccardo, controllo perfetto del numero 9, conclusione a rete che batte Ferrari per il gol del 2-1. Prende fiducia la Voltrese a caccia del pareggio con Chiodi che cerca il gol dell'anno ma la sua rovesciata termina sul fondo. Sugli sviluppi di un corner chiede un calcio di rigore la squadra ospite per una trattenuta in area di rigore ai danni di Damonte, ma il direttore di gara lascia proseguire. Il gol del pareggio alla fine arriva allo scoccare del 40° di gara. 1-2 tra Chiodi e Fundoni rimette nuovamente in mezzo all'area il numero 8, dove Amendola, il più rapido di tutti, segna il gol del 2-2. Voltrese che cerca anche la rete del vantaggio con Piccardo che supera in velocità Severi, purtroppo infortunatosi in questo allungo. Palla in mezzo per Fundoni, ma la conclusione del numero 10 viene chiusa da Ferrari. Sugli sviluppi del corner seguente ci prova ancora Piccardo, ma la sua girata di prima intenzione non trova di un soffio lo specchio della porta. Riesce a tornare nell'area di rigore avversaria al Baiardo e alla prima occasione pericolosa Briozzo viene spinto alle spalle da capitano Iraci. Non ha dubbi il direttore di gara che assegna il calcio di rigore, noi invece lo andiamo a rivedere grazie alle nostre immagini. Dal dischetto si presenta Rovido che calcia centrale battendo Caruso e riportando in avanti i padroni di casa. Sul finire del primo tempo ancora un'occasione Baiardo con Briozzo che calcia da fuori ma questa volta Caruso ci arriva ed evita il gol. Nella ripresa si riversa in avanti la Voltrese che deve nuovamente trovare il pareggio e la prima nonché migliore occasione arriva dopo appena 5 minuti con la traversa colpita da Piccardo di testa. Ci prova poi direttamente la punizione da Monte ma la potente conclusione non trova la porta. Grandissima occasione per chiudere il match per il Baiardo con Gueye che ruba palla sull'uscita della difesa avversaria e calcia ma colpisce il palo interno. Il forcing della squadra ospite continua senza sosta nei 4 minuti di recupero, la punizione di Chiodi che attraversa tutta l'area di rigore senza trovare deviazione crea un brivido per i padroni di casa. Baiardo che attende solamente il triplice fischio per poter festeggiare così la prima vittoria stagionale.